Cari amici di Sapuri, ben trovati. Sono Ugo Nicosia, docente di Fondazione Italiana Sommelier Bibenda. Nel nostro consueto giro fra le eccellenze di Sicilia, oggi andiamo sull'Etna, o più precisamente fra il Parco dell'Etna, quello dei Nebrodi e quello dell'Alcantara, a trovare Turi Eccellenze dell'Etna. È un'azienda con un mood molto particolare, il mood dove tutto è circolare. Sì, perché ogni prodotto viene rigenerato per creare nuova vita. Per esempio Turi utilizza quello che è lo scarto delle potature degli ulivi per spargere la cenere fra gli ulivi stessi, oppure il letame degli asini per concimare il territorio. È un'azienda che produce diverse eccellenze, fra cui oli extravergini di oliva, anche dei prodotti come il tartufi, come i prodotti per la cosmetica e degli straordinari vini. Oggi parliamo esattamente di vino straordinario che Turi produce tramite un metodo antico che è quello della maturazione dentro i bumuli ricrita, quelli che in Georgia straordinariamente affinavano il vino con una tradizione che si perde nei secoli. Fra le varie produzioni di Turi, eccellenze dell'Etna, anche una birra Iga, che affina insieme al luppolo con quelle che sono le vinacce di mosto che sono passate dalle anfore di Cociopesto. Oggi degustiamo insieme questo rosso bio in anfora, annata 2022, che ha subito un affinamento in anfore per 8 mesi, anfore di Cociopesto, ed è un blend di Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio ed Alicante. Questo vino viene prodotto ad un'altitudine compresa fra i 700 e i 900 metri. Macera sulle bucce per un periodo di 12 giorni e come vedete il colore non è tipicamente trasparente proprio perché abbiamo l'aggiunta dell'Alicante. Il naso è molto elegante ed è tipico etneo con una grande presenza di frutti neri come i mirtilli, ma anche ciliegie ed una elegante nota di legno. Ricco e molto intenso. Il sorso è particolarmente avvolgente. Danza in equilibrio fra delle note alcoliche e gliceriche, insieme ad un tannino già levigato, nobile, con una buona persistenza di acidità che rinfresca il palato. È un gusto molto lungo, molto ricco. Questo vino si abbina in una maniera elegantissima con formaggi piuttosto stagionati, con secondi di carne e perché no, anche col pesce, ma con ricette elaborate. E come diceva Goethe, la vita è troppo breve per bere vini mediocri.